Ciao da Nicoletta e oggi per me è veramente... li ho rubati al corso perché sono ragazzi più o meno coetanei, bravissimi, che stanno applicando le tecniche in maniera straordinaria. Abbiamo Raul, Samuel, abbiamo Francesco e abbiamo Alexander o Sasha. Ok, e facciamoci raccontare perché sono qui. E è un onore, voi non lo vedete, ma da dietro le quinte io ho anche Aris, che è stato con me qualche anno fa e oggi è venuto a trovarmi, e sapere che lui può dare il suo contributo anche dal backstage a sti ragazzi è bellissimo, perché bravo. Chi parte? Dai, Francesco, parti tu, che sei qui vicino alla mia destra. Quando sono arrivato qua per la prima volta non sapevo leggere soltanto 55 parole al minuto, e allora ho frequentato il corso di lettura veloce e facendo i compiti ci sono riuscito a leggere fino a 700 parole al minuto. Però sai cosa che mi ha colpito la tua storia prima? Quale? A scuola. Sì, a scuola, che in Svizzera non sapevano come aiutarmi, dicevano che non avrei mai imparato a sentire le doppie, non avrei mai fatto niente, cioè non dicevano tu non ce la farai. Allora abbiamo saputo di Campioni d'Italia, che è una scuola italiana, che siamo arrivati lì, gli abbiamo detto come mi trattavano e la preside voleva che venivo già il giorno dopo per aiutarmi, e quando sono arrivato là era fantastico, perché c'era una maestra migliore del mondo che mi ha fatto imparare le divisioni in un'ora, cioè che in Svizzera invece dicevano non ce l'avresti mai fatta, non ce la farai. Poi sai, non penso sia Svizzera Italia, penso dipende dalla persona, sai. E lei infatti non sapeva neanche cos'era un dislessico, è andata su internet, si è informata e ha fatto di tutto per cercare di aiutarmi, e infatti mi aiuta ancora adesso perché suo figlio mi aiuta a casa mia. Poi quello che mi piace è che mi dicevi che prima non riuscivi a leggere a voce alta in classe, invece adesso... Prima mi vergognavo, non so come, cioè appena mi diceva Francesco leggi, io subito entravo in crisi e non sapevo. E adesso mi dicono leggi, ma leggo perché sapendo anche che i miei compagni tutti mi vogliono bene, quindi lo sanno tutti, e allora mi hanno anche rinforzato perché mi dicevano lo sappiamo che sei dislessico, va bene come leggi te. La cosa bella è che adesso sei migliorato, sì. Cioè riesci a leggere bene adesso. Sì, adesso sì, leggo veloce, anche quando leggo alta voce leggo veloce. Grazie mille. Chi vuol dire qualcosa? Raul, sì, beh, anche Raul, perché se vuoi raccontarci. Allora io sono dislessico, iperativo, e a scuola non riuscivo mai a stare fermo, riuscivo a studiare però non riuscivo mai a stare fermo e dovevo trovare un modo per riuscire a studiare velocemente. Allora sono venuto qua, ho imparato le mappe e la memorizzazione, e sono aumentato molto nelle note e nel resto a scuola. E ho Sai che hai preso l'altro giorno? 6 meno tedesco. Sei meno svizzera, il voto in Svizzera vanno da 0 a 6. E dopo mi sono interessato alla lettura veloce. Io già leggevo molto veloce, 306 parole al minuto. Sì, lui Aris è un caso. Sai quanto legge adesso? Io l'ho detto, lo mando alle Olimpiadi. Quanto vai in lettura normale? Normale adesso vado 2500. Pensate che un adulto legge dalle 100 alle 200 parole al minuto, lui va a 2005. Vengo io a lezione da te. E sono arrivato a 2500, all'inizio arrivavo a 2100, dopo le 3 lezioni normali. Poi dopo sono venuto ancora tante altre lezioni per non perdere l'abitudine, e sono aumentato ancora e sono arrivato a ultra veloce 8100 parole. Tocca a te o a te chi vuole? Samuel si offre spontaneamente da Sasha.
Io sono venuto qua per la prima volta un mese fa circa. Andavo già relativamente bene a scuola, avevo delle buone note. Il mio problema era la scarsa voglia di studiare perché lo trovavo noioso e dunque anche non trovavo praticamente mai il tempo, visto che cercavo di fare qualsiasi cosa fuori che dello studio. Era l'unica cosa che naturalmente non avevo voglia di fare. Poi sono venuto qui al corso. Ho imparato le tecniche di memoria e ho diminuito tantissimo i tempi di studio che mi permette di fare molte più attività all'infuori della scuola e inoltre ha reso diciamo, un po' più leggero anche lo studio in modo che non mi venisse così pesante dover mettermi su un libro a studiare o sui classatori delle classi precedenti a dover ripassare tutto per l'anno nuovo. Quindi, capite che veramente se si ha gli strumenti giusti, cioè quanti anni? 14, 13? 14, 13, cioè. Vai, tocca a te. No, io all'inizio ho fatto questo corso perché un mio amico me l'ha detto di fare e io tanto non ci credevo tanto, solo che avevo detto a mia mamma sì dai provo, vediamo cosa mi aiuta nella scuola e quando ho fatto questo corso mi ha aiutato tantissimo nella scuola e in lettura veloce anche, perché all'inizio negli esercizi di lettura veloce, di lettura, ero sempre ultimo a leggere e finire gli esercizi. Quando ho fatto questo corso, dove sono aumentato 13 volte, sono tra i primi. E la cosa bella sai cos'è? Il blitz d'inglese che mi hai raccontato. Ah, ok, è vero. Che una sera, la sera prima di un blitz, non sapevo cosa fare, c'avevo un blitz e quindi mi metto a fare una mappa e dopo con questa mappa ho preso 5,60 all'espedio di inglese. 5,60? Cosa svizzera. Cosa sono queste mappe? Ve lo chiederete? Questa ad esempio è una mappa che ha fatto un ragazzino giovanissimo sull'acqua. Quella me la passi Ice, grazie. Beh, ti è piaciuta? Hai visto che bella? Questa sull'uomo. Che chiarezza. Guardate il classico menù della pizza. E guardate, qui sono delle pizze in più rispetto a qui, se le si contano. La strategia giusta, gli strumenti giusti e i risultati arrivano. Io non so cosa dirvi ragazzi, grazie, anche perché loro sono i miei angioletti custodi, tutti quanti quando possono vengono a trovarci. Aris penso che sarà venuto a trovarci negli anni, una volta all'anno torni sempre, 1 o 2 volte ed è bello perché i risultati portano motivazione. Da Nicoletta è tutto, ciao da Nicoletta. Da Francesco. Alexander. Samuel. Raul. Ciao. Ciao. Watch things on